Archiviata l'immeritata sconfitta con la Mazzarese, la Pro Favara si rituffa nel campionato. Il rush finale di questo bel campionato di eccellenza che vede la Pro Favara al terzo posto alle spalle di Enna e Akragas. La parola d'ordine è non perdere più nessun punto. Infatti, se la distanza dalla seconda va oltre i 10 punti non si svolgeranno i play-off, una cosa drammatica per l'ottimo campionato che la squadra di Favara ha fatto. In questa settimana mister Catalano e il suo staff tecnico hanno lavorato sodo sia dal punto di vista fisico che psicologico per far sì che domenica a Castellalmare del Golfo scenda la migliore squadra nelle migliori condizioni. Una settimana come tutte le altre, i ragazzi hanno lavorato abbastanza bene, c'è tanto rammarico per la sconfitta di domenica, però non abbiamo il tempo per pensare agli errori fatti e quello che è stato, perché ci sono 4 partite importanti, domani c'è una partita importantissima, andremo a giocare su un campo difficile contro una squadra che cercherà in tutti i modi di tirarsi fuori dalla zona play-out e noi abbiamo bisogno di fare punti per raggiungere prima possibile i play-off. Non perdere nessun punto nelle prossime 4 partite credo che sia proprio la parola d'ordine. I ragazzi lo hanno recepito? Sì, ma noi quando andiamo in campo andiamo sempre per vincere, a volte magari ci riusciamo, a volte non ci riusciamo, ci sono anche gli avversari, però adesso siamo a 4 partite da un obiettivo per noi importante in questo momento, bisogna tenere il terzo posto, bisogna accorciare gli 8 punti che abbiamo dalle prime 2 per arrivare nelle migliori condizioni possibili per affrontare questi playoff. E a proposito di condizioni, che squadra sarà domani? Ma una squadra viva, una squadra aggressiva, una squadra che ha voglia di riscatto, una squadra che deve andare a Castellammare a fare le partite come abbiamo sempre fatto in tutti gli altri campi. Non possiamo perdere la nostra identità per una sconfitta o per un periodo negativo, i ragazzi di questo ne sono consapevoli, ne siamo consapevoli tutti, quindi bisogna un attimino rialzare la testa e ricominciare a fare quello che sappiamo fare. La settimana è iniziata come abbiamo sempre iniziato, preparando tutto nei minimi particolari, sia a livello tecnico, tattico che atletico. I ragazzi, come ho già detto in altre volte, sono ragazzi che sono predisposti al lavoro e non si risparmiano, lavorano duro e questo fa sì che poi la settimana si svolge in maniera positiva sia per noi che per loro, quindi le condizioni in questo momento sono ottimali un po' di tutti, quindi speriamo bene per domenica. Abbiamo sicuramente dimenticato l'immeritata sconfitta, ci rituffiamo nel campionato. Sì, diciamo che il mezzo passo falso lo abbiamo già analizzato con i ragazzi e cercheremo di non sbagliare più, anche perché purtroppo ormai la classifica si fa difficile, anche perché siamo 8 punti dall'Akragas e dall'Enna e quindi dobbiamo cercare di mantenere la distanza minima per poter poi effettuare i playoff. Noi ci teniamo tanto perché, ripeto, i ragazzi lavorano tanto, noi siamo sempre vicini ai ragazzi, la società non ci fa mancare niente, il pubblico è meraviglioso ed è giusto anche dare questa piccola soddisfazione.